Allora, siamo qui per rappresentarci perché il 90% di voi oggi è nuovo a queste riunioni, quindi ci sono magari persone che si erano avvicinate però che non avevano magari inteso qual era il vero senso dell'attivismo, qual era il vero senso del movimento. Poi alla fine noi dovremo raccogliere magari su internet dove potete evidenziare e mettere a disposizione la vostra abilità, la vostra professione, la vostra esperienza al gruppo e quindi al territorio. Iscrivendoci al sito nazionale movimento5stelle.it abbiamo la possibilità di scegliere il nostro candidato territoriale per le prossime elezioni nazionali e abbiamo anche la possibilità di proporre e dire la nostra in totale libertà. Sono Giuseppe Lomonio, il portavoce del Movimento 5 Stelle di Gela e poi abbiamo un attivista che ti chiama? Fabio Leopardi, detto Fabio Le su Facebook, mi conosce subito. Allora, questa è la pagina di Beppe Grillo, dove ovviamente Beppe raccoglie tutte le sue informazioni. È un po' un vademecum per i rincoglioniti d'Ambis, no? Giusto per dire che ogni volta che lui dice una cosa, ovviamente la stampa ne approfitta per cercare di deviare un po' i suoi concetti. Il Movimento 5 Stelle nasce con i cittadini, il loro motto, il nostro motto è uno vale uno, ecco perché qualsiasi decisione è giusto che la prendiamo in piena democrazia. Mandate tutto col nome, cognome, indirizzo, insomma dati che c'è qua esatto, iscriviti al Movimento 5 Stelle, dati anagrafici, il documento di identità, il numero, quindi tu vuoi mettere il numero, insomma fatto questo, tutto questo procedimento che ovviamente poi se ci sono dei problemi basta che ci contattate, insomma poi vediamo insieme di risolvere. E una cosa che forse è meglio dirlo alla fine, il discorso delle votazioni, perché non so adesso i nuovi se possono votare. Possono votare quelli iscritti fino al 30 settembre. Ecco, fino al 30 settembre possono votare i candidati per le politiche nazionali. Allora, che serve? Non potremmo votare, scusa. Sì, praticamente è qua, questo è magico. Di Gela da tempo, no? Esatto, io lo carico dopo. Per quale motivo deve valere anche a livello nazionale? Ti spiego il perché, secondo me a mio avviso, perché lui ha la paura che nel momento in cui si lascia libera senza data l'iscrizione va a finire che quelli di Palermo, essendo milioni di persone, vanno a vincere su quelli di Gela. Lo so, è una cosa un po' strana, Il Movimento 5 Stelle.it è la vera sede del Movimento 5 Stelle, cioè non abbiamo sede fisica, questa è l'unica sede e quando uno si iscrive al movimento è come se tu ti stai tesserando un partito. Cioè non ci sono delle... Non ho capito, il valore aggiunto diciamo di questa iscrizione qual è? Che serve a fare... Questo praticamente è l'unico mezzo per comprovare la tua partecipazione, se sei un attivista. Perché nel coso ti chiedo, tu sei un attivista per essere un candidato? Sì, come me lo dimostri? Sono iscritto a Meetup, ci sono tutte le mie statistiche, tutte le riunioni a cui ho partecipato, tutti i banchetti, tutto c'è. Visto qua ci sono le statistiche. Quindi io già so scritto quante me ne sono fatti, cosa ho fatto, so partecipato, se sono un attivista, perché attivista significa iscriversi. Attivista significa che tu sei stato presente. Allora questo praticamente è la pagina fan, ok? La pagina fan la gestisce Lucio, il nostro responsabile web, ok? Quindi lui gestisce questa pagina dove va a inserire tutte le comunicazioni, ok? Quindi se voi avete cliccato mi piace, nell'home page a volte capita che vedete oggi cosa facciamo, una notizia, un qualcosa, no? Ok. Invece vai accanto, questa è la nostra pagina, ovvero il nostro gruppo, ok? Dove ci sono tutte le informazioni. Aggiungi persone al gruppo. Io aggiungo una persona perché vuole essere aggiunta, non aggiungiamo persone perché io voglio che quella persona... Facciamo come sul sito di Sano Precetta che aveva 15.000 persone, dunque 14.000 come andavano a fanculo e 1.000 tipo vabbè, ma che cosa stiamo parlando? Cioè questo è il discorso. Queste 375 persone perché sono persone che realmente ci tenevano a iscriversi e si sono iscritte da sole. E poi c'è invece il sito, sempre accanto, questo è invece il nostro sito, che purtroppo è nato un po' prima della campagna elettorale e quindi adesso Lucio, che ovviamente è il responsabile, lo ha caricato di informazioni, ma io adesso penso che con Lucio lo lanciamo un po' di più perché deve essere il nostro punto di riferimento, cioè il sito è gela5stelle.it. Dobbiamo iniziare sempre da qua, ok? Andiamo a domande, così chiudiamo questa cosa.
Abbiamo ricevuto la scansione del tuo documento e stiamo effettuando le verifiche necessarie. Perfetto. Ti preghiamo di avere ancora un po' di presenza. Perfetto. Quanta presenza? No, in circa 2 giorni. 1 o 2 giorni. Mentre ti stanno controllando quel conto in banca, in già dare tempo, c'è i proprietari. Sì, ok, l'iscrizione da quando lo parti. E quindi non si può votare. Arreta, non può votare più. Ormai. È partita il giorno 1 di ottobre o novembre. Il 30 settembre, un mese e mezzo fa. Capito? Un mese scorso ottobre, siamo spostati qui.